Noi siamo rimasti nani, speriamo di ritornare giganti, ma siamo ancora nani. Quindi- No, io ringrazio intanto il presidente della fiera, della Camera di Commercio, il presidente della giunta regionale, della provincia e il sindaco di Cagliari e tutte le autorità qui presenti. Io credo che questa sia veramente una giornata di festa, una finestra aperta nel mondo per i sardi e anche per i non sardi. E quindi ritorniamo a noi a guardare le nostre cose e a ragionare tra istituzioni. Non c'è un problema né di palazzo né di altre cose, ragioniamo tra istituzioni pubbliche, private e ci deve essere una continua collaborazione per cercare il meglio a servizio della collettività. Questa è una repubblica nata dopo tanti eventi tragici, è fondata sulla democrazia e sul lavoro e quindi in quanto tale vuol dire che ci dobbiamo rispettare reciprocamente a qualunque parte siamo. Siamo tutta istituzione a servizio, ripeto, della collettività e quindi è giusto che le istituzioni pubbliche dialogano con le private, che le private si rapportino al pubblico perché da lì nascono poi tutte le situazioni di incentivazione, di sostegno per quello che può essere l'attività anche economica che è a servizio del lavoro. E quindi di lavoro noi abbiamo bisogno anche perché molti nostri concittadini riprendono a correre lungo i mari o lungo l'aria per andarsene fuori e non restare qui, cosa che gradirebbero enormemente, continuare a vivere in questa Sardegna senza pensare ad emigrare o a fare altro. Quindi lavoriamo in questa direzione. Io ci torno volentieri, ringrazio tutti perché dopo 20 anni mi ritrovo qui a onorare il lavoro dei sardi e il lavoro di chi con i sardi ha rapporti. Io qui vedo l'onorevole Garzia, che è una vita che ci si conosce, anche se siamo ancora giovani, però purtroppo la vita scorre e speriamo che continui a correre, così anche noi restiamo giovani e quindi ci auguriamo ancora di inaugurarne altre, oltre alla 59esima, anche tutte quelle che verranno. Io voglio dire alcune altre cose brevemente perché bisogna anche rendere omaggio a chi espone e quindi dobbiamo anche fare questo giro in funzione anche di queste presenze. Dico questo, questa è la 59esima edizione, prossimamente sarà la 60esima, è Fiera Internazionale della Sardegna. Voi avete ricordato che siamo al centro del Mediterraneo. Facciamo in modo che il Mediterraneo, che noi ci ricordiamo del Mediterraneo. Questa può diventare la fiera internazionale del Mediterraneo. Anche utilizzando tutte queste sinergie che ricordava il Presidente e quelle che si stanno concretizzando anche a livello di altri ministeri. Per esempio c'è un accordo col Ministero della Difesa che a dicembre si faccia qui un incontro tra tutti i paesi rivieraschi per concordare sulla sicurezza e sulla cooperazione tra tutti questi stati che fanno circolo nel Mediterraneo. E quindi anche questo è un grande evento che bisogna che utilizziamo al meglio per collaborare con un mondo che è stato sempre trascurato e di cui noi facciamo parte. Perché non voglio ricordare la storia, ma la storia dice che quelle genti siamo anche noi. Non siamo esclusi da quel mondo, siamo inclusi come loro probabilmente sono inclusi noi per tutto un passato che la storia ha sancito. Quindi dobbiamo ridiventare anche qui artefici verso un mondo che ha grandi possibilità, grandi prospettive e grandi energie che noi potremo utilizzare.
sia istituzionalmente sia attraverso le iniziative delle imprese, delle aziende che qui ci sono e che si devono rapportare anche verso quel mondo in sinergia tra noi e loro. E ci sono molte, tantissime opportunità. Però questa è una fiera per il lavoro dei sardi e per quello, ripeto, che i sardi fanno con gli altri. A me fa molto piacere che dopo tanto tempo si sia nuovamente esposto l'artigianato artistico, le produzioni delle nostre comunità che sono in sofferenza. E qui bisogna che la Regione ci pensi, perché bisogna incentivare nuovamente questo lavoro che ha bisogno delle istituzioni, che altrimenti da solo non è in grado di sopravvivere, perché richiede tanto sacrificio, tanto impegno, il reddito non è così alto e non possono neppure sobbarcarsi i costi dell'apprendistato. E quindi anche su quello bisogna che la Regione riprenda a guardare e a guardarlo con più attenzione, così come deve guardare con più, penso, con più attenzione o maggiore attenzione il mondo dell'agroindustria. Anche qui bisogna riprendere a ragionare per radicare la gente nei territori. E allora qui io sono d'accordo, Renato, ti chiamo Renato e non Presidente, perché noi dobbiamo riprendere anche come nelle nostre comunità un rapporto più attento, più partecipe, più umano, perché questo è quello che ci ha sempre salvato anche nel rispetto degli altri. Dico questo turismo diffuso o questo albergo diffuso, perché questo probabilmente riesce ad ancorare la gente nei nostri territori e a far riprendere anche le produzioni all'interno dei nostri territori. Perché questo turismo a livello internazionale fatto di VIP e di grandi uomini dell'economia, dello spettacolo e di altro, consumano, ma non ci fanno produrre granché. O rischiano addirittura di crearci il deserto intorno, perché pensano esclusivamente al loro utile e non alla comunità che li circonda. E quindi anche questo, io sono d'accordo col Presidente Soru che ci sia una riflessione e che si facciano tutti gli interventi possibili per portare il turismo all'interno della Sardegna, anche perché c'è tanta gente che aspira a rientrare in zone dove la serenità, la tranquillità lo porti a riflettere, a pensare e in qualche misura a riposarsi, cosa che non succede in altre parti che rischiano appunto di diventare ghetti a servizio di grandi personaggi, ma non a servizio della nostra comunità. Quindi io credo che ci siano tante cose da fare in sinergia, non voglio entrare in altri argomenti e non voglio farla lunga, perché è giusto che tutti insieme andiamo a onorare questa gente che espone qui. Voglio fare un ringraziamento, qui se mi è consentito, anche all'esercito italiano, alle forze armate, che qui hanno voluto impegnarsi con una loro presenza. Serve a dimostrare che fanno parte dell'insieme, sono lo Stato nello Stato e che devono informare i cittadini, soprattutto i giovani, di quello che rappresentano, di quello che fanno e di quello che possono essere a servizio della collettività per la sicurezza e la garanzia di tutti noi in Italia e all'estero. E quindi questo è un altro segnale molto importante di questa vicinanza tra le varie istituzioni, tra il popolo civile e il popolo militare, che non sempre è ben compreso. Detto questo, io non voglio allungarvi, non voglio farvi altre prediche che non sono utili, perché troveremo altri modi per fare convegni, per fare manifestazioni di confronto, perché ci deve essere sempre il confronto, perché la democrazia è basata sul confronto, sull'esame delle reciproche idee e poi trovare le sintesi per
venire incontro alle esigenze dei cittadini. Questo è il nostro impegno, questo è il servizio della politica e di tutti quelli che fanno politica e quindi per questo noi ci siamo e continueremo ad esserci al di là della divisione tra imprenditori e uomini della politica. Io non sarei mai stato un imprenditore perché non so scommettere sui miei soldi, anche di quelli che non ho, e quindi non sarei stato granché utile alla collettività, alla ricerca.